Care amiche e cari amici, eccoci anche oggi qui con voi. In studio Claudio Granziera, che conduce con me questa trasmissione, famiglie, aziende e economia. Questo per dare un senso alle difficoltà che le famiglie e le aziende stanno subendo in questo momento di grande crisi. Non possiamo dire assolutamente piccola crisi, perché poi è stata aggravata anche dagli eventi di guerra nel mondo, che si stanno acuendo ancora di più. Speriamo invece che tornino un po' indietro. In studio con noi c'è Giambattista Trentin, un imprenditore della zona, al quale intanto ti ringrazio, Giambattista, per essere venuto ospite nostro, e col quale vorrei così dialogare un po' su quelle che sono le difficoltà di oggi dovute, mi dicevi prima Giambattista, anche a tempo addietro, che per le imprese, aprendosi certe frontiere, hanno acuito quelli che sono le difficoltà di gestione dell'azienda. Sostanzialmente il periodo che stiamo vivendo, cioè la crisi che stiamo vivendo e che sta portando le aziende a delle grosse difficoltà dovuto all'aumento dei prezzi sul mercato, soprattutto delle risorse naturali, che hanno condizionato trasporti, produzione, hanno condizionato tutto un sistema di prezzi, e che hanno reso anche per alcune aziende anche a volte la difficoltà anche di accedere anche ai beni stessi, perché di accedere alle risorse, non alle risorse, ma alle materie prime, perché in virtù di un mercato in cui ancora non si riesce a stabilire un prezzo esatto della materia prima, si fa anche fatica a gestire l'azienda a un prezzo poi e portarlo. Prezzo finale. Non è la prima volta che sento dire che quel tipo di prodotto non riesco a trovarlo, non si trova più, oppure adesso mi costa 10 e domani non so se questo prodotto potrò trovarlo. Può capitare anche di lavorare in perdita qualche volta con questo meccanismo un po' ambiguo. Con questo meccanismo ambiguo c'è sempre il rischio di lavorare in perdita. Ho sentito di colleghi, di imprenditori che sono in difficoltà per stabilire esattamente il prezzo del prodotto al cliente. Claudio, secondo te, mi sembra che l'analisi del momento, della difficoltà del momento, da parte di Giambattista sia stata ben fatta. Le difficoltà dell'apertura delle frontiere, la concorrenza con la manodopera esterna dall'Italia, il dover lavorare dentro certe regole in Italia che gli altri naturalmente non conoscono neanche, e i rapporti con le banche. Naturalmente le difficoltà ti portano ad avere anche crisi finanziaria. Quanti problemi hai trovato nella tua esperienza di esperto in economia? Io collaboro con uno studio professionale che si occupa nello specifico di analizzare e periziare i rapporti con banche, con finanziarie, con società di recupero crediti e di gestire i conseguenti contenziosi che ne possono nascere. E io posso dire dalla mia esperienza che non credo esistano rapporti bancari e finanziari esenti da una qualche forma di anomalia o di illecito all'interno della contrattualistica.
Poi il discorso se queste anomalie o illeciti siano più o meno rilevanti, più o meno pesanti e possano portare a aprire dei veri e propri contenziosi con l'istituto di credito, questo naturalmente è un altro tipo di discorso. Guarda, ti faccio una domanda nello specifico. Prego. L'istituto di credito o le banche che hanno prima forzato il loro cliente, perché aziende sono azienda con azienda, io impresa e impresa di fronte a me, le hanno forzate a indebitarsi di più per migliorare la propria azienda e poi gli ha messo i bastoni fra le ruote. Questa è etica? Questo purtroppo non è etico, ma fa parte di quel concetto che io da parecchio tempo ormai cerco di diffondere e di far capire alle persone. Cioè viviamo, lo abbiamo detto anche in una, così velocemente, anche in una precedente puntata, mi sembra, che viviamo in una economia sempre più dominata dai mercati speculativi. Purtroppo questa è la realtà, la speculazione la fa sempre più il padrone e domina sempre di più nell'economia. Non abbiamo più un mercato buono, sano, quello fatto di produzione di beni e di servizi, ma un'economia che vive di mercati speculativi. Pertanto la banca, essendo un interlocutore economico essenziale per la vita delle aziende, non si sottrae a sua volta a questa logica, insomma, e di conseguenza dentro noi che andiamo a analizzare questi rapporti e questi contratti con questi istituti di credito, con queste società finanziarie, troviamo di tutto e di più da questo punto di vista. Ecco, allora io dico, abbiamo poco tempo ancora, siamo verso la fine della trasmissione. Hai espresso molto bene, secondo me, quello che è il rischio azienda e il rischio impresa in questo momento. E sarà ancora meglio questa trasmissione quando ci saranno gli interlocutori che ci stanno guardando. Questo è l'esempio di quello che possiamo mettere sul piatto, ma ci saranno le richieste, le domande da parte di chi ci sta seguendo su temi ben specifici, magari su problemi avuti loro stessi, aziende o famiglie che ci sono. Per chiudere, tu oggi è vero che viviamo in un momento che comunque le bollette non stanno salendo più, però c'è il passato che non puoi dimenticare, è lì. Ma non è detto che non salgano ancora? E non è detto che non salgano ancora. Come affronti te come azienda in questo momento? So che lavori già per 6, vuoi lavorare per 9? No, cerchiamo di essere, come dire, fiduciosi che si possa nel lungo tempo ci sia un assestamento anche dei costi di produzione, dei costi dell'energia che poi vanno a riflettersi sul costo di produzione. Cerchiamo di essere fiduciosi su questo, anche se abbiamo dalle ultime esperienze che abbiamo avuto, insomma, non abbiamo una, come si può dire? Una dimensione, ma anche non sappiamo se possiamo fidarci che le cose si mantengano tali. Sono d'accordo con te, perché faccio una mia riflessione. Come ha detto anche Claudio, siamo in balia dei mercati finanziari. I mercati finanziari decidono i prezzi. E difatti in chiusura volevo fare una mia riflessione, che è questa. Proprio capitata oggi. Sono passato davanti a 2 distributori, uno aveva la benzina a 1,85 e uno aveva la benzina a 1,95. Ma io dico, se non è speculazione questa, 10 centesimi a litro, 100 litri sono 10 euro, 1000 litri fatti con 10 macchine sono 100 euro. Perciò non diciamo che poverini i distributori, poverine le aziende fornitrici
di benzina, di gasolio, hanno grossi problemi. I grossi problemi li fanno avere a noi, li fanno avere a te che devi fare un trasporto. Sono dell'opinione che le aziende petrolifere sono sempre collegate con banche e finanza, secondo me sono loro che tutto comandano. quanto, sono un fumus sotto l'ala di un unico proprietario. Bene, Gianbattista, io ti ringrazio i nostri ascoltatori, ricordo a loro che questa trasmissione è possibile grazie ai nostri sostenitori che vedete all'inizio e alla fine passare durante la trasmissione, e vi invito anche oggi a scrivere o telefonare al sito che vedete in sovraimpressione o al numero che vedete in sovraimpressione. Io, Bruno Zanette, e naturalmente Claudio che ci ha sostenuto anche in questa trasmissione, e Gianbattista vi salutiamo, grazie, alla prossima volta. Buonasera. Buonasera.